Ci troviamo a Santa Caterina da Siena a Napoli, dal 1997 il quartier generale della Fondazione Pietà dei Turchini, luogo che negli anni ha accolto concerti, manifestazioni musicali, spettacoli, ma anche conferenze, convegni scientifici, seminari, incontri. Tutto questo ha generato nel 2003 la nascita della Turchini Edizioni, che ha prodotto 3 collane editoriali, una dedicata alla storia della musica a Napoli dal 500 al 900 e proprio sul volume ultimo pubblicato dalla Turchini Edizioni, quello dedicato al 600, abbiamo immaginato di proporvi 5 appuntamenti di cui vi parleranno i curatori del volume, Francesco Cotticelli e Paolo Giovanni Maione. Il progetto editoriale della storia della musica e dello spettacolo a Napoli si articola in più volumi. È già uscito il volume sul 700 qualche anno fa ed ora invece è pronto e è andato alle stampe il volume sul 600. Sono 2 volumi molto articolati e si avvalgono della prefazione di Aldo Masullo, forse l'ultimo scritto del grande filosofo, il quale dà una visione del 600 straordinaria, quasi è un prologo a tutto ciò che poi incontrerà il lettore in questa lunga avventura messa su da un numero cospicuo di studiosi. E su tutto ciò che contiene questo volume ci parleranno gli stessi contributori in questi 5 incontri che saranno diretti da Anthony Del Donna, da Aurelio Musi, da Raffaele Mellace, da Angela Romagnoli e da Pier Mario Vescovo. Godiamoci allora queste conversazioni tra amici e colleghi sui temi del libro, dalla politica alla società, al teatro, alla musica, a tutte le forme che hanno caratterizzato la straordinaria esperienza del Seicento napoletano, che è un'epoca inimitabile, e ci piace pensare che questo sia un tributo a una stagione che ancora oggi è motivo di approfondimento e di viva ispirazione.